Sono Immacolata Migliaccio, titolare dell'azienda Abim, che si trova in Campania, in provincia di Caserta, e precisamente a Nocelleto di Carinola. L'azienda è composta principalmente da serre. Le coltivazioni principali sono ortaggi, orticole, legumi e mais. È stato inoltre realizzato un impianto di energia rinnovabile con pannelli solari di circa 20 kW, questo per ridurre le emissioni di CO2 e per poter risparmiare sui costi dell'energia elettrica. Ho realizzato una piattaforma digitale modulare con tecnologia 4.0, sulla quale sono collegati i dati che provengono da vari sensori che sono in azienda e i dati della stazione agrometeorologica. La piattaforma digitale mi permette di intervenire con meticolosità sulle colture, prevenendo l'attacco di insetti nocivi e le malattie delle piante, oltre a irrigare con precisione, gestendo nel modo più efficiente la risorsa idrica. Tramite l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale che memorizzano la cronologia degli eventi e le informazioni dello stato dei campi, è possibile prevedere con un alto grado di probabilità, identificare e poter attivare delle procedure ed eventuali interventi da eseguire. Ad esempio, se lo stato di umidità è inferiore alla soglia prevista, viene attivato il sistema di irrigazione. Insieme al sistema di irrigazione viene attivato anche, come da protocollo interno, un determinato input produttivo, che consiste nella stimolazione delle coltivazioni attraverso la trasmissione degli ultrasuoni. Questa condizione particolare crea una reazione nella pianta dell'apertura massima degli stomi. Quindi durante il momento dell'irrigazione viene assorbita un'alta percentuale di acqua in minor tempo, e questo comportando anche un'accelerazione nella crescita delle piante.